Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Matti Fragols 2.0. Oggi analizzeremo la terza parte dell'arte egizia, continuando ad attraversare l'architettura templare di questa splendida civiltà e guardando in particolare un nuovo tipo di questi templi, riprendendo dallo stile del video precedente. L'alter ego del tempio di Dendera si trova nell'antica città di Behedet, oggi Edfu, antico centro del culto di Horus. Nonostante la struttura che vediamo oggi risalga a Tutmosi III e sia stata ristrutturata in epoca tolemaica, esistono rovine risalenti al periodo predinastico, facendo pensare che questo sia uno dei primi templi della storia, oltre che il primo mai costruito in Egitto, ed è per questo che viene anche chiamato Tempio delle Origini. La struttura è un comune esempio dei templi egizi a cannocchiale, cioè decrescenti, in modo tale che si passava dal grande ingresso, sotto la luce del sole, ad una stanza poco più alta di un uomo, completamente al buio, dove giaceva la statua della divinità. Il pilone era decorato con scene della mitologia egizia e suddiviso in due torri a pianta trapezoidale, rastremata verso l'alto. Una torre a rappresentare Iside e l'altra Nefti, divinità che assistevano il parto, oltre che al sorgere e al tramontare del sole. Davanti a queste, due statue di Horus sotto forma di falco. Entrando al suo interno c'era il cortile a cielo aperto, circondato da un peristiglio colonnato di 32 splendide colonne. Una volta all'anno, in questo cortile, un falco vivo allevato dai sacerdoti veniva incoronato con il Pskent, la corona doppia del Basso e dell'Alto Egitto. Dal cortile si accedeva alla splendida sala ipostila, composta da 18 colonne policrome di stile palmiforme aperto, lotiforme, papiriforme e misto, i cui colori sono quasi del tutto scomparsi, ma che alcuni storici e grafici, fortunatamente, sono riusciti a ricostruire, facendoci provare le stesse forti emozioni che provavano le persone all'epoca. Dopo questa, un grande corridoio che arrivava al naos, circondato da stanze dedicate a diversi scopi o divinità differenti dalla principale, a gemellare con il tempio di Dendera. Il legame tra questi due complessi templari viene messo una volta l'anno in evidenza dalla festa di Behedet, dal nome della città, quando una statua della dea Hathor di Dendera partiva dal suo complesso per arrivare ad Edfu dal compagno Horus. Secondo i testi del tempio, Edfu sarebbe il luogo di nascita del dio falco, oltre che il luogo dove Horus avrebbe sconfitto Set, ricoprendo il luogo di un'importanza unica sia dal punto di vista artistico che religioso. Il tempio di Hathor di Dendera e il tempio di Horus ad Edfu possono essere considerati l'uno l'opposto dell'altro. Essi rappresentano la parte femminile e la parte maschile e sono orientati verso due poli terrestri. Il tempio di Edfu era orientato verso la stella Canopus, un tempo simbolo del polo sud, mentre quello di Dendera era orientato verso Alpha Draconis, antica stella polare. A concludere la triade dei templi legati al dio falco è quello che sorge a Kon Ombo, anticamente Pa Sobek, ovvero possedimento di Sobek, divinità coccodrillo. Sfortunatamente gran parte del tempio è quasi del tutto scomparsa, distrutta da terremoti, dall'esondazione del Nilo e dai popoli successivi che durante le crisi usarono il tempio come cava edile. Il tempio più antico era dedicato a Sobek, a Khonsu e ad Hathor, mentre con le modifiche apportate verso la fine della dinastia tolemaica, in particolare da Tolomeo XIII, aggiunse una nuova triade a quella precedentemente citata, composta da Aro-Eris, ovvero Horus il Vecchio, cioè la forma della divinità in un periodo successivo alla sconfitta di Set, Tasenet-Nofret, letteralmente la perfetta sorella del dio Horus, e Panet-Tabui, ovvero il signore delle due terre, probabilmente figlio di Horus avuto con la sorella. Il primo pilone è completamente scomparso e quindi l'ingresso dà direttamente sul cortile dell'atrio ipostilo, composto da colonne di grande larghezza che sono state sfortunatamente mozzate.
La sala ipostila più interna, che vediamo spesso a rappresentare il tempio, è una delle parti che esistono ancora, meglio conservate, nonostante manchi comunque la maggior parte di essa. Le 10 colonne di questa sono meno larghe, ma completamente intatte, decorate con capitelli a tema floreale, simili a quelli di Edfu. Sulle mura della sala osserviamo a sinistra il sovrano Tolomeo XII, che viene incoronato con la corona del Basso e dell'Alto Egitto, con la presenza di Sobek, mentre a destra il medesimo sovrano che ottiene l'Ankh sacro, divinizzandosi in presenza di Horus. Da qui in poi la pianta del tempio diventa molto particolare rispetto ai canoni dell'architettura templare. Avviene una vera e propria divisione in due complessi differenti, apportata successivamente. Dopo 3 vestiboli si arriva ad un bivio, invece che al solito santuario e al naos in granito. Siamo davanti ad un'opera molto singolare, il doppio santuario, uno dedicato a Sobek ed un altro ad Horus. Questa divisione viene preannunciata sulle mura della sala ipostila, che in 2 lati differenti vengono elogiate 2 divinità diverse. Il muro, che divide i 2 santuari, era cavo e veniva utilizzato anticamente come condizionatore psicosomatico. All'interno della cavità c'era infatti dell'acqua, che si riempiva e si svuotava, creando assieme all'oscurità del luogo un'atmosfera unica. In questi 2 templi il dio Horus viene venerato come disco solare, concetto ben più antico dei 2 complessi, dove viene del tutto nascosta la sua origine. Dei templi divini, infatti, ne esistono 2 tipi: a cella, che sono tutti quelli precedentemente visti, e i cosiddetti templi solari, dove invece di passare dal solito pilone soleggiato al naos completamente al buio, si accede in penombra e si arriva sotto la luce sgargiante del sole. Il primo tempio solare di cui abbiamo citazione è quello di Userkaf, nella V dinastia, sicuramente da attribuire alle riforme svolte dal clero di Eliopoli. Questo complesso è dedicato al dio Ra, simbolo del sole. Difatti il nome del tempio è Neken Ra, ovvero la fortezza di Ra. Tutti i templi solari successivi seguiranno le regole architettoniche dettate sotto questo faraone. Il complesso inizia da un cosiddetto tempio a valle, sul fiume Nilo, come accadeva per le piramidi. Da qui si seguiva una via cerimoniale che portava davanti al portico del tempio, dal quale si accedeva ad un grande cortile che dava su un gigantesco obelisco con punta dorata, detta Piramidion, che richiamava la sacra pietra Ben Ben, che rifletteva inoltre la luce del sole. La costruzione dei templi solari richiedeva diverse cerimonie, tra le quali la stesura della corda, quando, protetti dalla dea Seshat, il faraone e i sacerdoti orientavano una corda verso il sole nascente, grazie alla quale avrebbero orientato il tempio verso esso. Dopo la fine dell'antico regno, il tempio solare fu messo da parte per utilizzare i templi a cella, che erano abituati a costruire, sottointendendo che il periodo di crisi era terminato. I secoli passarono e i templi solari erano scomparsi, fino a quando nel nuovo regno un certo Amenofi IV cambiò il suo nome in Akhenaton, rivoluzionando la religione egizia, facendo abolire tutti gli dei per lasciare spazio ad uno solo, Aton, il disco solare. Come vedremo sui video della storia d'Egitto, Akhenaton decise di creare una nuova capitale dal nulla, nel sito di Tel El Amarna, Akhetaton, che significa lo splendore di Aton, dove espresse il pieno potere del dio. A differenza delle altre città, costruite su rovine di antichi siti, Akhetaton sorse su un suolo vergine sia dal punto di vista politico che religioso,
essendo equidistante dalle due precedenti capitali. Spinti dalla fretta, gli operai utilizzarono dei mattoni d'argilla essiccati al sole di piccole dimensioni, detti talatat, dal numero arabo 3, talata, grandi appunto 3 palmi. L'urbanistica della città si divideva in 3 parti e confluiva in un unico centro, 2 colline da cui sorgeva il sole, così che tutte le strutture civili e religiose sembravano tanti raggi del sole, come Akhenaton voleva. La parte settentrionale comprendeva il palazzo di Akhenaton, detto appunto Palazzo del Nord. La struttura in sé era molto estesa e comprendeva uno dei primi giardini zoologici della storia, appartenente al sovrano in persona. E all'ingresso del palazzo, preannunciata da 2 colossi del faraone, una splendida sala ipostila, che non era adoperata al culto, ma all'accoglienza di ministri esteri o di importanti visitatori. La parte centrale, invece, era adoperata alla religione. Qui si assiste a una vera e propria rivoluzione nell'ambito dell'architettura templare d'Egitto. Ad un primo acchito da lontano, la città di Amarna faceva spiccare il grande pilone del grande tempio di Aton, forse uno dei piloni più imponenti di tutto l'Egitto. Era decorato con scene della famiglia reale e del dio. Con un candido splendido sfondo bianco, le figure colorate spiccavano a tutte le ore del giorno, facendo capire la forza della vera, sola e unica divinità. Siccome i mattoni d'argilla non avrebbero resistito a tale altezza, alla struttura interna venne applicato del sostentamento in legno, che però, nonostante abbia risolto momentaneamente il problema agli architetti del tempo, fece durare poco la struttura, che crollò completamente. I templi furono orientati sulla linea est-ovest, così che 2 volte al giorno, all'alba e al tramonto, Akhenaton e la sua consorte, Nefertiti, avrebbero potuto adorare il sole. Non esistevano intermezzi nei templi di Tel el Amarna. Erano tanti piloni sotto la luce del sole, che in fila decrescevano verso la sala, dove 2 consorti adoravano il dio, guardando il grande disco solare in andamento prospettico, richiamando il geroglifico Akhet. Il grande tempio di Aton era detto Palazzo di Aton in Akhetaton, dove il dio veniva elogiato come il re dell'universo, l'unica vera divinità, mentre nel piccolo tempio, chiamato così non per la sua grandezza, ma per il primo pilone più piccolo del precedente, il dio era divinizzato come uno spirito in terra che giaceva dopo 4 cortili con altari sacrificali ed una casa dei sacerdoti in fondo al tempio, al centro di un piccolo chiosco colonnato. A differenza del grande tempio, che si divide in Gemmaten, luogo di colui che trovò Aton, e in Per-Ai, la casa della gioia, qui l'edificio era unico. La parte meridionale della città non è ancora stata del tutto scavata, ma pensiamo che al suo interno si potevano sviluppare le architetture civili. Dopo la morte del faraone, l'intonaco che proteggeva i mattoni di fango non venne più applicato, le rappresentazioni vennero distrutte per cancellare il suo ricordo, e il verde e tutti quegli alberi attorno alla città si cancellarono con il seguente cambiamento del corso del Nilo. La sua eredità però rimase nei templi successivi, come quelli che abbiamo visto ad inizio video, oppure come quelli di Karnak o Abu Simbel, orientati al sorgere del sole, dove in particolari giorni il Naos viene illuminato per 2-3 minuti. Grazie dell'ascolto, spolliciate e condividete la possibilità di riportare in vita una capitale sepolta dalle sabbie del deserto e di rivedere nuovi splendidi templi. Noi ci rivediamo in un mio prossimo video. Ciao ragazzi!